Un seggio alla Camera per garantire voce alla minoranza slovena del Friuli Venezia Giulia, anche quando le regole ordinarie non bastano. È il cuore della proposta, sotto forma di un emendamento, illustrata questa mattina dalla senatrice Tatiana Roiz e dalla deputata Deborah Serracchiani del Partito Democratico. Il testo introduce una clausola di salvaguardia nella legge elettorale. Se nella circoscrizione regionale nessun candidato appartenente alla comunità slovena venisse eletto, scatterebbe un meccanismo correttivo per assicurare comunque una rappresentanza parlamentare. Le liste che intendono utilizzare questa possibilità dovranno indicare in anticipo il candidato della minoranza slovena. In caso di mancata elezione, il seggio verrebbe assegnato secondo criteri precisi, tenendo conto dei risultati ottenuti dalle liste in Friuli Venezia Giulia. Il centrodestra sta cambiando la legge elettorale, quindi questa era l'occasione per muoversi nei fatti dopo tante parole, e cioè cambiare la legge elettorale consentendo al Parlamento italiano di avere anche una rappresentanza della minoranza slovena. Noi abbiamo presentato un emendamento che consente questa rappresentanza, il centrodestra per il momento ci dice di no e non ha presentato nessun emendamento. Quindi noi rispondiamo coi fatti a questa esigenza di rappresentanza, il centrodestra risponde solo a parole, quando si tratta poi di dare una risposta nei fatti dice di no. La proposta richiama la Costituzione e la legge nazionale di tutela della minoranza slovena. L'obiettivo è evitare che una comunità storicamente radicata nel territorio resti esclusa dalla rappresentanza alla Camera. Il tema è che questa nuova legge elettorale che verrà approvata e il nostro emendamento per il momento è accantonato, è una legge che verrà probabilmente votata con la fiducia, che vuol dire che si lede davvero la possibilità di aprire bocca, intervenire, migliorare, perché questa non è una questione, la questione della minoranza slovena non è una questione di appartenenza etnica, è una questione politica seria che riguarda la rappresentanza della nostra regione, ma che riguarda le rappresentanze anche delle altre minoranze, almeno quelle storiche.